Giovedì 5 dicembre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Una buona mattinata anche da Marco Carli. Come sempre, prima di andare a vedere con Marco Carli anche i quotidiani regionali e quelli nazionali, c'è la cronaca in primo piano. Partiamo con il caso Larimar, genitori in cerca di verità, attendono adesso la perizia sui cellulari. A Caltanissetta c'è stato l'incontro con il procuratore Cosentino che coordina le indagini sulla morte proprio della quindicenne. Joari e Roberto si sono recati nel pomeriggio presso la Procura per i minori di Caltanissetta. Ad attenderli il procuratore Rocco Cosentino, che ha accolto la richiesta del legale della famiglia, convocando dopo un precedente rinvio i genitori di Larimar, trovata impiccata nel giardino di casa lo scorso 5 novembre. La morte della quindicenne di Piazza Armerina resta un giallo sul quale si cerca ancora di fare chiarezza e si contrappongono due tesi diverse. Da un lato quella della Procura per i minorenni, che ufficialmente indaga per istigazione al suicidio e revenge porn, dall'altra quella della famiglia, che rifiuta la tesi del suicidio e sostiene invece che la giovane sia stata uccisa. Intanto alla squadra mobile della questura di Enna si sarebbero svolte le prime operazioni peritali sui 10 telefonini sequestrati ad amici, compagni di scuola e conoscenti della quindicenne e sul telefono il computer di Larimar, a caccia di quelle immagini intime, presumibilmente diffuse e poi via chat, che potrebbero avere spinto la giovane verso questo gesto estremo. Presente anche il personale specializzato del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma e Antonio Consalvi, l'ausiliario del perito di parte Paolo Reale, nominato dalla famiglia di Larimar, che si è occupato anche del caso di Alberto Stasi. Larimar era stata trovata morta dalla madre, legata ad un albero con una corda al collo, al ventre e ai piedi. I genitori erano andati a prenderla a scuola prima della fine della lezione, subito dopo una furiosa lite avuta con una compagna. La giovane, non appena salita in macchina, aveva confessato alla madre che a scuola era successa una cosa terribile, ma l'arrivo del padre aveva congelato la conversazione tra le due. I genitori l'avevano poi accompagnata a casa e si erano allontanati per delle commissioni soltanto 45 minuti, durante i quali la giovane ha perso la vita. Marco, partiamo proprio da questo incontro che c'è stato ieri a Caltanissetta. Sì, perché l'abbiamo sentito Angelo nel servizio di Emanuela Corsi, il contorni del giallo per questa vicenda che conosciamo fra parentesi anche molto bene, e infatti sulla Sicilia nella pagina interna i genitori di Larimar in cerca di verità, è questo che chiedono i parenti della ragazza e attendono la perizia sui cellulari. La tragedia di Piazza Armerina, incontro col procuratore Cosentino che coordina le indagini. Vi leggiamo anche una parte interna del pezzo. L'incontro con il procuratore per i minori è avvenuto mentre alla questura di Enna ieri mattina c'è stata l'acquisizione dei dati contenuti in 10 cellulari, tra cui quelli sequestrati ad 8 ragazzini nell'ambito dell'indagine su istigazione al suicidio e revenge porn. Dalla copia forense dei dispositivi gli investigatori sono alla ricerca delle tracce di video o fotografie di Larimar mentre era in intimità. Ho lasciato il meglio alla fine, è il mio ultimo viaggio da First Lady. Questo è il messaggio che Jill Biden ha di fatto lanciato ieri in visita in Sicilia, a Gesso, dove sono nati i suoi bisnonni. È stata una giornata di festa, tutto il paese in tripudio. Una comunità in festa, quella di Gesso, piccolo borgo arroccato sui Monti Peloritani, che ha accolto il ritorno alle proprie origini di Jill Jacobs Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti John. Un viaggio voluto, desiderato, quello della First Lady nel borgo che ha dato i Natali ai suoi bisnonni. Accompagnata dalla figlia Ashley, ha visitato la chiesa, visto il certificato di battesimo dei nonni, omaggiato al sindaco Basile che l'ha accolta, e alla città un agrifoglio, simbolo del suo Delaware, quasi a creare un legame. Sento il calore di casa, ha detto. Bellissimo, grazie, è veramente incredibile e grazie signor Sindaco per un benvenuto così caloroso. E io sono qui oggi perché le luci delle colline di Gesso risplendono in tutto il mondo e io sono qui e brillano dentro di me. Paesino blindato, controlli ovunque per l'accesso alle vie del paese. Qui ad accoglierla c'era il calore di chi è legato alle tradizioni e alla comunità, e lei non si è sottratta, trasgredendo quasi anche al protocollo, andando a stringere le mani agli abitanti di Gesso, gli unici autorizzati. Noi non siamo solo contenti, siamo felicissimi.
sia il bisnonno di Jill Jacob, di Jill Biden, che il mio zio Antonio Grillo, più o meno nello stesso periodo hanno fatto la stessa scelta: andiamo in America. Una giornata intensa, quella siciliana della First Lady, iniziata poco prima delle 8, quando l'aereo presidenziale è atterrato a Sigonella. Ad accoglierla l'ambasciatore americano e sua moglie, il console americano a Napoli e i comandanti della base italiana e americana di Sigonella. Lì ha incontrato il personale della base e la comunità americana, circa 4.000 persone, per la cerimonia del Joining Forces Event. Marco, una giornata di festa ieri a Gesso nel Messinese. I quotidiani stamattina raccontano anche con altri particolari questa visita. Esattamente, una giornata che è stata raccontata appunto sui quotidiani, non solo quelli locali ma anche quelli nazionali. Noi andiamo su Repubblica Palermo per vedere il titolo Jill Biden, la siciliana, ritrovo il sogno dei bisnonni, visita nella frazione messinese di Gesso per l'ultimo viaggio da First Lady prima del ritorno di Trump. I miei avi lasciarono l'isola in cerca di migliori opportunità, trovarono una casa e un futuro negli Stati Uniti. Le foto riportano quello che abbiamo visto anche nel pezzo di Francesco Triolo con il sindaco di Messina e appunto Jill Biden. Stessi temi troviamo ad esempio sulla pagina della Sicilia, pagina interna, proprio nella parte del giornale dedicata alla società e alla cultura, la visita di Jill Biden in Sicilia, l'incontro con i militari di Sigonella. Ogni giorno vi fate strada con successo nel traffico siciliano. E poi Gesso in tripudio per la First Lady, dove sono nati i suoi bisnonni, poi emigrati negli Stati Uniti, è stata accolta da una folla in festa. Per ultimo vi facciamo vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, che mette la notizia proprio sotto la testata con le foto, le immagini che abbiamo visto in precedenza, la scritta delle persone affacciate dai balconi, Welcome to Gesso, e poi l'omaggio di Jill Jacobs Biden. Ora Gesso brilla dentro di me, l'importanza delle radici, dei valori che rimangono vivi nel tempo. Abbiamo visto striscioni, bandiere, anche prodotti tipici, un'accoglienza veramente calorosa come sanno essere i siciliani. Angelo. Siamo adesso alla crisi idrica. La pioggia ha fatto salire nei giorni scorsi il livello dell'acqua della diga Ancipa, ha placato anche gli animi tra Enna e Caltanissetta, però non si ferma il via vai delle autobotti che sono necessarie per sopperire evidentemente quelle che sono le carenze proprio dei rifornimenti. Torna la pace tra i territori di Enna e Caltanissetta dopo che in questi giorni, grazie alle piogge, la diga Ancipa ha cominciato nuovamente a riempirsi. Ad annunciarlo è stato il capo della Protezione Civile regionale. L'acqua all'interno della diga continua gradualmente ad aumentare ed è arrivata a oltre 800.000 metri cubi, garantendo la distribuzione, almeno per il momento, sia ai 5 comuni dell'ennese Ancipa dipendenti che a Caltanissetta e San Cataldo. Le azioni di protesta per il momento sono dunque rientrate. In queste ore è stato anche annunciato che entro venerdì sarà completato il bypass che porterà l'acqua dai pozzi di Butera a Caltanissetta. In realtà già da oggi riprende la distribuzione ogni 6 giorni, che non è un dato normale. Comunque quello che attualmente viene garantito è quello dei 6 giorni, con la turnazione riprendendo a coloro che hanno avuto l'acqua 6 giorni fa, quindi per creare una questione di equità rispetto a tutti i quartieri della città. A Caltanissetta comunque continua l'emergenza idrica. Da ieri mattina è arrivata in città un'autocisterna da 33.000 litri dei Vigili del Fuoco, che in queste ore sta rifornendo i mezzi della Protezione Civile. È un continuo via vai di autobotti per cercare di aiutare famiglie ormai esasperate da turni estenuanti, ma l'acqua che arriva in questi giorni, sempre per chi la sta ricevendo, non è nemmeno potabile. Il sindaco Walter Tesauro infatti ha emanato un'ordinanza in cui vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari a causa degli elevati livelli di torbidità. Si tratta di acqua potabile o no? È un appesamento di caltacqua, sì, è acqua potabile. Ovviamente, in base all'ordinanza di ieri, in questi giorni non può essere utilizzato per usi alimentari, ma è un
punti di fornitura di caltacque. In Sicilia il sistema degli invasi ha dimostrato di non reggere di fronte alla siccità di questi ultimi anni, per questo adesso è corsa ai pozzi. La Regione ha messo a bando 100 milioni di euro di fondi europei del piano di sviluppo rurale per la ricerca di nuove fonti da parte dei privati. In 3.000 sono già in lista per il bando della Regione, ma le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino al 31 gennaio. In tema proprio di finanziamenti, ci sono altri finanziamenti in arrivo anche da parte del governo. Marco, per quello che può servire in questo momento per risolvere questa grave emergenza. Questa grave emergenza di cui parliamo fra parentesi ormai da tantissimo tempo nei nostri telegiornali, da mesi per non dire da anni, la crisi idrica, e arrivano appunto altri milioni per tentare di porre appunto un freno. Il titolo che troviamo all'interno della Sicilia, il ministro Musumeci, il governo stanzia altri 28 milioni proprio per la crisi idrica. Andiamo a leggere un po' le parole del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Questo ulteriore stanziamento, ha spiegato, si aggiunge ai 20 milioni deliberati dal governo Meloni a maggio, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le risorse sono destinate al completamento delle attività previste dall'articolo 25 del Codice di Protezione Civile e all'avvio degli interventi più urgenti. La quantificazione di questo secondo stanziamento, ha detto Musumeci, è frutto di una attenta istruttoria condotta dal nostro Dipartimento Nazionale, con l'augurio, appunto, al di là delle parole, che si possa arrivare presto e veramente ad una soluzione. E adesso siamo a Catania, il mercato della vergogna a Picanello. Operatori del settore indignati dicono: aiutateci, non possiamo lavorare in mezzo alla spazzatura. Tempo chi andava al mercato lo faceva per trovare la novità o l'offerta giusta, magari contrattando il prezzo. A Picanello si va invece per necessità, per poi scapparsene a gambe levate. Tutto questo perché gran parte delle bancarelle sono montate a ridosso di cumuli di immondizia e i teloni che vedete servono solo a nascondere lo scempio. Dietro pezzi di auto smontate, copertoni ed elettrodomestici in disuso che, invece di essere smaltiti nella vicina isola ecologica, vengono buttati in ogni angolo. Aria irrespirabile ed umore nero per gli operatori del mercato. Non ne possiamo più, non possiamo più lavorare, dateci un aiuto. E poi sei uno dei più penalizzati, perché molta gente si avvicina, sente la puzza e se ne va. Sì, se ne vanno tutti. Arrivano qua, lasciano pure la merce, che puzza e scappano. E qui c'è un segnale, area sottoposta a videosorveglianza. Sì, questo l'ho messo io. È finto, però qualcosa nel tempo l'ha fatto. La situazione è peggiorata, dalla puzza che non si può stare. E poi nella piazza l'immondizia è fuori proprio, è una cosa impossibile, vengono a scaricare di notte. Il sindaco può venire qua, l'aspettiamo. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. In molti lamentano un trattamento diverso e discriminatorio. Il riferimento è agli addobbi di via Etnea. Nessuno da queste parti pretende luci e festoni, ma solo un minimo di pulizia, visto che strade e marciapiedi sono ricoperti di rifiuti. E sembra scomparsa la figura dell'operatore ecologico. Moscudai. Proprio è dimenticato completamente. Io non ne vedo. E chiedo al sindaco trentino di aiutarci a togliere tutte queste spazzature in giro che c'è. Chissà che il Natale porti anche qui un minimo di decoro. E torniamo adesso da Marco Carli per proseguire la lettura dei quotidiani regionali. Andiamo proprio, Angelo, sulle prime pagine dei quotidiani regionali, a partire dalla Sicilia. Tanti temi che troviamo sia per quanto riguarda le infrastrutture e i trasporti, sia ad esempio per la finanziaria regionale. Ma andiamo a dare uno sguardo sulla Sicilia, dove troviamo, a parte il titolo, ne abbiamo già parlato, della visita della First Lady Jill Biden, Home Sweet Home, è questo il titolo scelto, ma poi ad esempio si parla della velocità, o almeno di quella che dovrebbe essere una velocità, l'ira dei pendolari per un passaggio a livello guasto in tilt la tratta ferroviaria Messina-Catania. E poi invece nei titoli sotto la testata
illegittime le intercettazioni nella segreteria di Sudano, il caso finisce alla consulta, il Senato vota il conflitto d'attribuzione e poi l'altra notizia, la ricorderete, il plenum del CSM accoglie le dimissioni, stiamo parlando della giudice catanese Apostolico che non applicò il decreto Cutro e che dice addio alla magistratura. Andiamo invece adesso sul Giornale di Sicilia dove troviamo appunto riferimenti alla nuova finanziaria. Vi anticipavamo prima, scenari già visti e rivisti alla Regione, un titolo anche polemico, nuova finanziaria e riparte l'assalto, le richieste di tutti i partiti arrivano fino a 200 milioni, una grana per il governo alla ricerca di una sintesi. C'è poi la notizia che vi abbiamo dato in precedenza per quanto riguarda la crisi idrica, in arrivo altri 28 milioni da Roma per la lotta contro la siccità. E poi questo dipinto bellissimo che conosciamo tutti, la Vucciria, fa 50 anni, festa all'università, all'opera simbolo di Palermo, dedicata iniziative dal 19 al 22 di dicembre, dedicate appunto delle iniziative con una notte bianca, per cui una festa per la cultura in generale, ed è giusto, visto che in Sicilia ne abbiamo tanta, abbiamo anche problemi con i voli, questo è fuori di dubbio, soprattutto per quanto riguarda le giornate delle feste natalizie. E allora su Repubblica il titolo è "Caro voli, nuovi sconti al fotofinish". Schifani prepara altre riduzioni sulle tariffe di Natale, ancora in bilico intanto il secondo treno dal nord. E poi i nodi della regione, questo è il titolo principale, l'isola dei monopoli, aperte le buste della prima gara per le autolinee, in corsa agli stessi concessionari degli ultimi 40 anni, ritirate aziende lombarde e piemontesi. In palio ci sono, pensate, 53 milioni di chilometri di tratte e un budget totale di 883 milioni. Andiamo proprio sulle pagine interne di Repubblica per dare uno sguardo più da vicino alla situazione che troviamo, soprattutto inerente appunto al caro voli. Nuovi sconti in extremis, però ci sono ancora dei dubbi sul secondo treno low cost, corsa contro il tempo della Giunta, in arrivo altri rimborsi aerei, difficoltà per il Sicilia Express bis, così si chiama appunto il treno low cost, si pensa di aggiungere altri vagoni dopo che una delle prime corse era andata praticamente completamente esaurita nel giro di un'ora. Il Sicilia Express treno low cost allestito dalla Regione partirà da Torino il 21 di dicembre e sempre restiamo appunto su Repubblica per andare a vedere la nota che vi dicevamo in precedenza sull'università, notte bianca all'università per la Vucciria di Guttuso che compie 50 anni, 4 giorni di festa fissati dal 19 al 22 di dicembre e viene riproposta ovviamente anche l'immagine di quest'opera iconica per la cultura siciliana, ma certamente soprattutto palermitana, con la Vucciria, ripresa da questo grande pittore. Restiamo invece alle autolinee, le autolinee dei soliti noti. In Lizza gli attuali gestori si ritirano i concorrenti. Per la prima volta, stiamo parlando ovviamente dei percorsi su gomma, per cui con gli autobus all'interno della nostra regione, per la prima volta la regione fa una gara. Le uniche offerte arrivano dalle ditte locali che hanno avuto sinora le tratte, rinunciano lombardi e piemontesi, per cui resta un qualcosa che rimane solamente appunto nella nostra regione e in quello che conosciamo appunto per quanto riguarda invece queste tratte particolari delle strade e anche dei tanti soldi che vengono messi a disposizione da chi le gestisce. A proposito di pressing e di
emolumenti in un certo qual senso, manovra pressing del centrodestra, finanziaria regionale, le proposte maturate in Commissione Bilancio all'Ars, lo troviamo sulla Gazzetta del Sud. Gli alleati della maggioranza si sono concentrati sui temi generali, sotto i riflettori il capitolo dei contributi dopo il caso del deputato Auteri. Vi facciamo vedere infine la pagina del tomo di Catania della Sicilia, in cui i due titoli principali sono su un'intervista al questore che racconta la sua Catania, scippi in calo ma più furti d'auto, forum in redazione, la polizia attrezzata per dare le risposte chieste dal cittadino. Presto avremo anche una nuova sede. Poi il titolo accompagnato da una foto si riferisce a Via Pacini e il titolo è questo: tutti a spasso, la zona a traffico limitato partirà dal 13 di dicembre, ma come spesso avviene in questi casi i commercianti protestano per la mancata concertazione. Angelo. Grazie Marco, fra poco da te per i fatti nazionali e internazionali con il proseguo della rassegna stampa. Adesso, come ogni mattina, apriamo il collegamento con la Pol Strada e vedo già con noi collegato il dottore Francesco Giuffrida, commissario capo. Buongiorno dottore, quali sono le novità di questa mattina? Buongiorno direttore, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Oggi siamo in esterna, siamo collegati dall'autostrada Siracusa-Gela, che in esercizio c'è in funzione fino allo svincolo di Modica. La situazione al momento, come vedi, in questa autostrada il traffico è regolare, le condizioni climatiche non sono ottimali. Registriamo le stesse circostanze anche nelle altre autostrade e strade principali della Sicilia orientale. Segnaliamo solo che sulla A20, la Messina-Palermo, lo svincolo è chiuso dalle ore 22 alle ore 06, tra lo svincolo di Brolo e lo svincolo di Patti, con naturalmente uscita obbligatoria a Brolo e rientro a Patti. Sempre nella zona del Messinese, sulla tangenziale di Messina, invece oggi verrà chiusa dalle 20 alle 24 il tratto tra Messina Gazzi e Messina San Filippo, con uscita appunto a Gazzi e rientro a San Filippo. Per il resto dobbiamo segnalare comunque i soliti rallentamenti dovuti all'intenso traffico sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa, sull'autostrada 18 DIR con Viale Mediterraneo in direzione Catania Centro e così anche sulla SS 121 la Catania Paternò. Per quanto riguarda invece l'autostrada Catania-Palermo, anche per oggi è chiuso lo svincolo di Enna sia in entrata che in uscita, con uscita obbligatoria o ancora meglio consigliata a Mulinello o Dittaino. Sempre nell'Ennese segnaliamo che nella strada statale 192, la cosiddetta strada Val Dittaino, per i lavori sul chilometro 43,270 si è obbligati a uscire, ad agire, entrare in autostrada e riprendere appunto l'autostrada allo svincolo successivo. Per il resto non segnaliamo particolari criticità. Diciamo solo quindi agli utenti di prestare la massima attenzione, di non distrarsi alla guida. Come al solito ogni giorno diamo il nostro consiglio giornaliero. Ricordiamo a tutti gli utenti che per strada non bisogna né buttare né depositare rifiuti, perché rappresenta un comportamento sicuramente di rilevanza penale, quindi si va incontro a una denuncia penale. Ma allo stesso tempo, oltre ad essere un comportamento penale, rappresenta anche un comportamento incivile. Dal compartimento Polizia Stradale Catania è tutto, buona giornata e buon viaggio. Grazie al dottore Francesco Giuffrida, commissario capo, in collegamento da Siracusa. Come avete sentito, per l'appunto abbiamo visto anche il traffico alle sue spalle. Adesso, come ogni mattina, invece vediamo la viabilità a Catania città. Siamo sulla circonvallazione, traffico sostenuto in tutte e due le direzioni, sia est che ovest, ma non ci sono particolari rallentamenti. È chiaro che siamo nell'ora di punta e allora è indubbio che sono molte più auto in circolazione. Dal Tondo Gioieni siamo adesso invece a via Vincenzo Giuffrida. Il traffico è scorrevole ma è intenso, anche qui in entrata e in uscita, soprattutto in entrata sulla città di Catania da viale Mediterraneo, mentre in uscita la situazione sembra decisamente più tranquilla, almeno per le immagini che ci forniscono per l'appunto dalla regia. Ci fermiamo adesso, c'è una breve sosta, dopo riprenderemo con la lettura dei quotidiani, quelli nazionali, con Marco Carli.
anticipato, è il momento della rassegna stampa nazionale con Marco Carli. E allora Angelo andiamo a dare uno sguardo subito a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e non solo, vedremo anche le pagine interne. Vi dico intanto che le notizie principali riguardano ciò che troviamo, quello che è successo in Francia con la crisi di governo e con Macron che decide invece di non dimettersi, confidando nella possibilità di creare un nuovo esecutivo. Poi sempre l'estero in primo piano con la situazione in Medio Oriente, i problemi in Siria, nella striscia di Gaza, e poi l'uccisione a New York di un imprenditore, un imprenditore molto importante a livello mondiale nel ramo dell'assicurazione. E a livello italiano invece il decreto flussi che diventa legge lo abbiamo visto anche in questi giorni, tantissime polemiche. Andiamo a vedere proprio quello che leggiamo sul Corriere della Sera con il caos Francia e cade il governo, il premier Barnier sfiduciato dopo soli 3 mesi, ma Macron, appunto, lo dicevamo, vuole subito un successore e dunque starebbe lavorando per questo. Vi diamo anche altre notizie, la situazione drammatica in Corea del Sud, la richiesta di impeachment per il presidente in piazza Seoul tra chi protesta, Yoon vai via, e poi la rete dei neonazisti, un'inchiesta importante che ha coinvolto 12 persone arrestate a Bologna, la rete appunto dei neonazisti, addirittura c'era un complotto per portare a colpire il Presidente del Consiglio. Spariamo a Meloni. Come sempre facciamo, andiamo a vedere le pagine interne anche per capire un po' meglio quello che sta succedendo legato alle notizie che vi abbiamo dato. Usiamo appunto il Corriere della Sera per la situazione in Francia che, come detto, campeggia con titoli diversi, adesso le vedremo su tutti i quotidiani nazionali. Barnier sfiduciato dall'Aula, la sorpresa però è l'ira di Macron. Mozione approvata con 331 voti, è la prima volta che succede dal 1962. L'Eliseo parla di un fronte antirepubblicano, l'estrema destra e l'estrema sinistra, che preferiscono saltare nel vuoto portando con loro il destino della Francia. È un comportamento irresponsabile, dice il leader del Partito Popolare Europeo Weber. Andiamo adesso invece a dare uno sguardo all'altra notizia che vi abbiamo detto, notizia di cronaca di questa uccisione avvenuta nel centro di Manhattan, per cui proprio nel centro di New York, il capo del gigante assicurativo ucciso in strada a New York. Brian Thompson, così si chiamava, colpito alle spalle davanti all'Hilton, killer in fuga, incerto. Al momento il movente, la polizia ha poi diramato questa foto che vedete con l'immagine appunto del momento in cui questo capo di questo gigante assicurativo è stato freddato dai colpi di pistola. Dicevamo poi a livello nazionale, invece vi raccontiamo del decreto flussi, quello che ha creato tanti problemi in questo periodo in Italia, ma soprattutto tante discussioni. Sia il decreto flussi, ma il CSM lo boccia. All'interno di questo pezzo troviamo anche la notizia che vi abbiamo dato in precedenza, che avevamo visto sulle pagine regionali, sulle pagine della Sicilia, le dimissioni della giudice apostolico. Lascia la magistratura la toga che aveva manifestato contro le norme. La Lega attacca e la attacca, insomma, la semplice e la continua polemica che troviamo fra la politica italiana spesso e volentieri e la magistratura. Andiamo a vedere adesso i titoli, gli altri titoli, perché vi abbiamo detto soprattutto troviamo appunto la situazione in Francia, ma con titoli diversi. Ad esempio vi facciamo vedere questo di Avvenire perché è particolare. È una crisi all'italienne, così dice l'Avvenire per quanto riguarda la Francia. Insomma, è una situazione un po' simile a quella che spesso abbiamo trovato in Italia, no? Perché in Francia
l'abbiamo detto, non si verifica una situazione di questo tipo dal 1962. Il governo Barnier cade sfiduciato da sinistra a destra, chieste le dimissioni di Macron, il presidente cerca un nuovo premier per evitare l'impasse e Le Pen dice sostegno alla manovra. Vi facciamo vedere altri titoli su questa notizia, ad esempio questo del Manifesto, che rende un po' l'idea della situazione. Parla di un re solo, ovviamente stiamo parlando di Macron. In Francia dopo 3 mesi cade il governo Barnier e la prima sfiducia in 60 anni è il fallimento del presidente sovrano, così lo chiama il Manifesto, Dio lo chiamano in tanti così. Macron, che si è rifiutato di riconoscere il risultato delle elezioni anticipate, ha spalancato la strada a Le Pen e si ritrova senza bilancio in una crisi al buio che, come appunto ha scritto Avvenire, è una situazione simile un po' a quella che troviamo spesso in Italia, ma che questa volta ci accomuna ai cugini d'Oltralpe, ai cugini transalpini. Ad esempio, un altro titolo che vi segnaliamo, anche perché sono particolari, sono questi qua, è questo di Riformista, Ultimo tango a Parigi. Il riferimento ovviamente è noto ed è chiaro, però il titolo richiama quello che sta succedendo in questo momento. Francia nel caos, con Barnier sfiduciato, Macron in crisi nera, serve un nuovo De Gaulle o la Unione Europea verrà terremotata da questo domino che parte appunto alla Francia e potrebbe coinvolgere poi tutto il resto. La stessa notizia, come vi dicevamo, viene ripresa da tutti i giornali, ad esempio sul Resto del Carlino, che poi è anche quotidiano nazionale, ovviamente, con La Nazione il Giorno, governo a picco con Macron che resta però. Vi facciamo vedere invece ancora l'immagine del re delle assicurazioni ucciso a New York. Proprio il momento si stringe in questo caso proprio sul killer in azione a Manhattan, in un'immagine che appunto, come vi dicevamo, è stata diffusa dalla polizia di New York. A Guardistrada, il numero 1 di un colosso americano, e la moglie che racconta era minacciato caccia al killer che è fuggito in bici. Vi dicevamo le altre notizie di giornata, quelle relative alla guerra in Medio Oriente, che non conosce tregua, o almeno la conosce solo in parte, perché abbiamo visto della situazione che si è creata in Libano, ma continuano i raid israeliani sia sulla striscia di Gaza che in Siria. Riporta queste notizie il Sole 24 Ore, che le richiama nel titolo sotto la testata: i raid sulle tendopoli, uccisi bambini che erano in fila per il pane. Pensate, erano 5 persone che sono morte, fra questi ben 4 bambini. Una decina di persone intanto arrestate in Cisgiordania. Coloni attaccano e danno fuoco alle case dei palestinesi. Questa è la situazione in Medio Oriente, mentre si continua a discutere, purtroppo senza arrivare a un risultato di pace e di tregua. Il terrorismo invece tiene banco sul Giornale. Volevano uccidere la premier Meloni, vi abbiamo dato questa notizia anche trovandola sul Corriere. Arrestati 12 membri di una rete neonazista, preparavano attentati. Infine la situazione sul decreto flussi, vi facciamo vedere 2 titoli su Domani: segreti, opacità e leggi salva Albania, la guerra del governo ai disperati. Approvato in via definitiva il decreto flussi sui migranti, Meloni cerca la sponda di Orban. Ieri c'è stato un incontro che viene appunto ripreso anche da questa foto, con l'incontro proprio a Palazzo Chigi. E infine su Italia Oggi, ancora qui, ingressi semplificati con la conversione in legge del DL 145, sarà più facile per gli stranieri qualificati ottenere il permesso di soggiorno. Per ora ci fermiamo qui. Grazie Marco, ci ritroveremo con te più avanti. Intanto noi facciamo una breve sosta, andiamo a vedere le previsioni meteo per oggi e poi il primo ospite di questa mattina sarà con noi il presidente del Consiglio Comunale di Catania, Sebastiano Anastasi.
Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una circolazione depressionaria porta dell'instabilità al sud in Sicilia e sul Medio Adriatico per la giornata di giovedì, più sole invece altrove. In dettaglio in Sicilia, come dicevo, il contesto sarà instabile per la giornata di giovedì, con piogge e rovesci a carattere sparso per gran parte del giorno. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari anche fino a molto agitati sui settori occidentali. Temperature massime in calo con valori non oltre i 14-16 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, la perturbazione tenderà ad allontanarsi, avremo un po' di variabilità residua nella prima parte del giorno sulla fascia tirrenica, meglio altrove. I venti continueranno ad essere sostenuti con temperature che tenderanno a restare stazionarie, ma localmente invece tenderanno ad aumentare. Infatti su alcune zone si raggiungeranno i 20 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Eccoci, buongiorno Sicilia, come anticipato con noi in studio c'è il Presidente del Consiglio Comunale di Catania, buongiorno. Buongiorno a voi. Sebastiano Anastasi. Buongiorno. Allora, stamattina parliamo di una iniziativa, una delle tante iniziative del Consiglio Comunale che è piuttosto attivo. Siamo vicini al Natale, ormai ci avviamo verso Natale, allora il vostro Natale in comune arriva puntuale per sottolineare come le feste, questo periodo di feste, debba essere assolutamente, necessariamente, non solo condiviso, ma solidale per chi magari ha meno possibilità di festeggiare in maniera, insomma, accogliente, in maniera serena. Noi abbiamo ritenuto di non dover perdere quel cordone ombelicale con la nostra realtà, con la nostra identità, con la nostra vita quotidiana. Io credo che ognuno di noi, in famiglia o tra amici, sa benissimo che proprio nei momenti più duri, i momenti più critici, durante le festività, paradossalmente, le festività acuiscono i momenti di tristezza, di sconforto, di solitudine. L'essere umano, come si dice, è un animale sociale, fa comunità da sempre nella sua storia, nella sua indole, e quindi è giusto che la comunità catanese senta la presenza delle istituzioni vive, concretamente, con gli abbracci, con le carezze, con la presenza. E ovviamente questo deve essere supportato da organizzazione di eventi che possano tradurre anche in modo sociale, in modo solidale, questo nostro essere accanto ai cittadini. La città ha acceso l'albero la scorsa settimana e quindi la partecipazione, la possibilità di poter condividere, ecco, stiamo vedendo per l'appunto le immagini di Piazza Università nel momento dell'accensione dell'albero la scorsa settimana. Però il Consiglio Comunale ha organizzato una serie di eventi, una serie di manifestazioni che partono il 7 di dicembre e finiranno poi il giorno dell'Epifania. Come dicevamo, il Natale deve essere anche un momento per accogliere e per dare la possibilità a chi magari non ha non solo la possibilità di festeggiare il Natale, ma anche di stare insieme ad altre persone, perché molte volte c'è il dramma della solitudine anche. Allora, tra le principali iniziative, come sempre, il Consiglio Comunale di Catania, c'è questo pranzo solidale che stavolta si farà al Palazzo della Cultura. Sì, ne abbiamo fatto addirittura 2. Punteremo a farne 3-4. Sì, uno è al Palazzo della Cultura perché, a parte che involontariamente è nato questo connubio che ci farà riflettere. Di solito abbiamo cercato già dalla precedente consigliatura con il precedente presidente, poi ho cercato di farlo diventare una tradizione, questa è la cosa che ci piace di più, perché la Corte cittadina è occupata da lavori in corso che stanno ristrutturando tutto il palazzo, quindi abbiamo deciso di spostarlo al Palazzo della Cultura con grande disponibilità.
disponibilità dell'amministrazione, sempre a Palazzo della Cultura faremo l'Epifania dei Piccoli, ma poi quest'anno, come vedete dalla locandina, il 1° e il 14 sarà il dormitorio comunale, cioè dove ci sono i nostri fratelli meno fortunati, i nostri cittadini meno fortunati, poi potremmo aprire un dibattito, scelte di vita o meno, che vivono lì al dormitorio, arrivare lì e fare un pranzo di solidarietà, un pranzo con l'aria natalizia. Ed essere lì stessi noi come consiglieri, non tanto per il gesto solo di servire, ma per capire, per ascoltare, per parlare, perché comunque queste iniziative da una parte noi cerchiamo di dare presenza, ma da una parte riceviamo tanto. Perché da questi contatti umani che capiamo la vera città dov'è. Sono 90 sono 90 le persone... giorno 21 e lì ce ne saranno una sessantina, una trentina, bene o male, devo vedere ora con gli organizzatori, perché poi la cosa importante qual è? Non possono diventare solamente delle iniziative spontanee, noi non ci vogliamo sostituire a chi in città opera e fa iniziative di carità o fa iniziative sociali, noi vogliamo compenetrarci. Quindi è importante che facciamo questo passaggio soprattutto in questi momenti particolari. E in questi momenti particolari pensate anche ai più piccoli, ai bambini, perché tra le vostre iniziative c'è questo dono, c'era il dono dei corredi scolastici per magari chi non ha potuto comprare il diario, le penne, i quaderni, cioè ma la cancelleria anche che proprio minima per poter frequentare la scuola. Guardate, tante volte si dice che il consiglio comunale non è più il consiglio comunale di una volta, fatto da grandi professionisti, da grandi personalità che per carità mancano, ma è fatto da tanti comuni cittadini e noi abbiamo il termometro della situazione e vi dico, questo è molto toccante, questa realtà, come dicevo prima, è sempre più grande. La cosiddetta povertà, dove ha tante sfaccettature, tante multifragilità, oggi è diffusissima a Catania e chiunque lo può diventare in qualsiasi momento con questa società, questa economia che è galoppante. E abbiamo pensato ai bambini perché abbiamo avuto contezza di tanti e tanti bambini che hanno questo problema, ma lì, e questa è la cosa ancora più bella, sono le associazioni e i club service, che noi stiamo facendo questo. Io con tanta soddisfazione con i colleghi diciamo a costo zero, ma c'è un costo che stanno sostenendo questi club service e queste associazioni. Alcune volte questi club vengono visti forse all'esterno solo in modo elitario, un modo di poter accrescere anche le personalità, i talenti che ci sono in città. In realtà con grande umiltà sono questi club service dal Lions al Chivanez che stanno pensando alle fasce più disagiate, e qui ci sono i bambini. Presidente, e i bambini, fra le altre cose, che hanno bisogno sì dei doni materiali, ma hanno bisogno anche di supporto e di sostegno quando si parla di cure mediche, screening particolari, insomma voi venite incontro anche a questo tipo di esigenze. È ovvio che questo poi dovrà tramutarsi anche in un'azione, sebbene noi non siamo un organo legislativo, un'azione di incisione politica dal Consiglio Comunale. Sì, c'è un grande problema in questo momento, non solo in città ma sicuramente in Italia, tanta gente non riesce più a curarsi, ci sono dei deficit nelle strutture pubbliche. Abbiamo pensato anche a questo, addirittura in connubio con l'Enrico Fermi, la sezione ottica, realizzeranno degli occhiali che vengono poi donati ai bambini con difficoltà. Ma tutto questo, vedete, sempre sotto l'egida, perché la tentazione c'è per il politico e noi la rifugiamo a prescindere sotto l'egida di chi conosce il territorio, quindi i club service, la Caritas, le parrocchie e l'unità di strada. Saranno loro a individuare gli utenti di questi nostri eventi e questo è molto ma molto importante. Presidente, c'è anche organizzata una notte bianca, una notte bianca particolare perché chiaramente la notte bianca è aperta a tutti. C'è la possibilità di visitare diciamo un po' di tutto, ma accanto a questo c'è anche altro. Sì, allora questo è nato e l'abbiamo inserito in questo cartello perché poi, come si dice a Oslo, i catanesi su catanesi, cioè nella misura in cui c'è uno spirito competitivo, quindi a un dato momento all'interno del Consiglio c'è stata l'iniziativa appunto del collega Zarbo che ci porterà a un momento molto importante e toccante agli ospedali di Catania, dove ci sono i piccoli pazienti, anche quelli del reparto oncologico, a donare dei doni. Poi c'è stata la Commissione Cultura che ha messo in piazza subito questa notte bianca, cui stanno definendo ancora qualche piccolo dettaglio, con momenti musicali, sarà una bella sorpresa. Io credo che poi la Commissione Cultura su questo farà un momento di incontro particolare con la città.
E a proposito di incontro con la città, lei faceva prima riferimento alle associazioni di volontariato, ai club service, e il rapporto, questa osmosi, questo passaggio di informazione da una parte e dall'altra, questa collaborazione che rende possibile questo tipo di programma, questo tipo di progetto, e l'apertura, la grande apertura del Consiglio verso la città include le associazioni in maniera prioritaria. Io ho avuto modo di apprezzarle soprattutto sotto il Covid e durante i festeggiamenti Catini. Catania ha una macchina del volontariato generosa, grandiosa, organizzatissima, efficientissima, che non ha uguali secondo me in Italia. Ma soprattutto la cosa bella è che io non devo cercare nessuno. C'è già arrivata a novembre la mail della Presidenza, scoppia di tutte queste iniziative. Sono loro stessi che si propongono, perché evidentemente il messaggio è passato, e questo mi interessava, che c'è un Consiglio Comunale fisicamente aperto, dalla mail alla PEC alla stanza del Presidente, ai gruppi consigliari, è facilmente accessibile ai cittadini, e attraverso associazioni di volontariato e attraverso i club service ci incontrano. Poi sta a me avere un po' di organizzazione, e non è semplice perché abbiamo poco personale al Comune, ma anche il personale al Comune fa il suo sforzo per dare questo senso di appartenenza, di solidarietà e di vicinanza a tutta la città. È un esempio di collaborazione, di grande collaborazione fra pubblico e privato. Sì, è un grande esempio. Poi dobbiamo tenere presente anche il momento storico che vive la città. Si sta puntando molto a rilancio turistico, a rilancio commerciale, a rilancio strutturale. Ci sarà questo momento del Natale, saremo tutti contenti, ma come ho detto ieri durante l'incontro con la stampa, le luci di Natale si spegneranno. Noi a Catania non lo percepiamo perché poi accendiamo le luci di Sant'Agata. Si spegneranno, e non vorremmo che distogliere l'attenzione dal problema reale che c'è in città, il problema margine, c'è un po' in tutta Italia e c'è in Europa, che è la grande sofferenza sociale ed economica che vivono le nostre città. Presidente, prima di lasciarci un pensiero in generale per quella che è l'attività del Consiglio, che proprio l'altro ieri sera ha licenziato anche un provvedimento importante, il master plan per l'aeroporto di Catania, che si avvia ad essere, diciamo, modernizzato, rinnovato, più aperto per quelle che sono e più pronto anche per quelle che sono le esigenze, no? di uno scalo così strategico. Il Consiglio Comunale sta facendo il Consiglio Comunale. Molte volte si è perso il ruolo del Consiglio Comunale, il ruolo di controllo, di orientamento, di indirizzo e di vigilanza. È arrivato il master plan. Il sottoscritto si è accorto che stavano scadendo i tempi dettati dalla Regione, avremmo avuto un commissario, ho fatto di tutto per impedirlo, l'amministrazione è stata solerte, forse qualcuno si aspettava o una seduta polemica, come eravamo abituati anche in recente passato, o una seduta in cui in nome e per conto di un'opera bella per la città, purché si faccia, votiamo. No, c'è stato un dibattito, il Consiglio è iniziato alle 19 e si è concluso alle 22, c'è stato un dibattito intenso, foriero di domande da parte dei consiglieri all'amministrazione che ha risposto, sono stati smussati alcuni errori tecnici che potrebbero aver portato all'impugnativa dell'atto, sono stati depositati 5 emendamenti da parte dei signori consiglieri comunali fatti propri dall'amministrazione a migliorare il progetto, 3 dell'amministrazione comunale, ma anche lì un consiglio comunale attento, perché attraverso diversi consiglieri, ne cito una, la consigliera Spoto, si era posto il problema dei futuri espropri di chi non è solo proprietario delle case, ma è legittimo assegnatario delle cosiddette case popolari. Anche lì l'amministrazione con un emendamento e altri consiglieri come la Commissione Urbanistica e Patrimonio hanno focalizzato l'attenzione per dare sicurezza. Quindi è un consiglio comunale attivo, attento, molto radicato in città. Bisogna volare verso l'alto, ma è compito del Consiglio Comunale restare con i piedi ben piantati per terra. Grazie allora al Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, buon lavoro. Grazie a voi, gentilissimi. Intanto per quello che è l'attività, per quello che sarà l'attività di questo Natale in comune, e poi per tutto il resto, perché l'occhio attento del Consiglio Comunale sulla città è fondamentale ed è importantissimo. È dovere nostro. Grazie ancora, Grazie. Noi ci fermiamo, torniamo fra non molto, cambieremo pagina, ci occuperemo assolutamente d'altro, parleremo di un tema che riguarda il turismo, ma un turismo accessibile. Vediamo di che cosa si tratta, a fra poco.
Eccoci a Buongiorno Sicilia, come anticipato parliamo di turismo accessibile, lo facciamo con Giacomo Grippaldi, buongiorno. Buongiorno. E con Carmelo Indelicato. Buongiorno. Accessibili, questo è diciamo il tema di cui parliamo noi, fra poco ci spiegate cos'è Accessibili, ma voi siete soci di Siciling. Esatto. Che cos'è Siciling? Cominciamo da Giacomo. Siciling è un tour operator che è nato nel 2012, noi siamo specializzati nell'incoming di turisti in Sicilia e siamo concentrati proprio sull'esperienza da vivere nella nostra terra. E con Carmelo, da cosa nasce questa esigenza di mettere su Siciling? Innanzitutto l'esigenza dei turisti di organizzare dei viaggi in autonomia o alla ricerca di esperienze autentiche. Abbiamo raccolto quelle che sono le attività più esperienziali in Sicilia e le proponiamo appunto ai clienti che vogliono venire qui in Sicilia. Allora, è cominciato già il 1° di dicembre e sta andando avanti fino al giorno dell'Immacolata, cioè il giorno 8. Questo tecnicamente si chiama Fam Trip, che Esatto. poi diventa Familiarization Trip. Che cos'è? È un viaggio che noi facciamo fare in questo caso a dei tour operator, i più importanti tour operator europei specializzati nel turismo accessibile. Loro hanno in questi anni avuto una grande richiesta da parte dei loro clienti come meta la Sicilia, però chiaramente non avevano dei contatti e dei riferimenti sul territorio che li potessero aiutare per aprire questo nuovo mercato. E noi ci siamo fatti, diciamo, promotori di questo progetto. Con Carmelo Indelicato, l'obiettivo dunque è quello di far capire e mostrare soprattutto, non solo fare capire, ma anche mostrare, perché li portate sul posto. Esatto. Quelli che sono, diciamo, quelle che sono le destinazioni della nostra regione che sono in grado di offrire ai turisti, anche a ridotta mobilità, la possibilità di poter godere della vacanza e ammirare le meraviglie che ci sono nella nostra terra. Parliamo di circa 200.000 visitatori l'anno, quindi comunque un numero importante, e il livello di attenzione in questi casi per questa tipologia di clienti è veramente importante, perché le norme a volte non bastano, quindi comunque dire che una destinazione piuttosto che un punto turistico è accessibile, un ristorante, un hotel, ci sono delle attenzioni e noi lo stiamo scoprendo anche con questi operatori che hanno esperienze decennali, ci vuole un livello di attenzione molto, molto alto, però con questa selezione, con questo controllo, con la loro esperienza riusciremo sicuramente a soddisfare anche queste esigenze particolari. Turismo accessibile che, secondo quelli che sono i dati anche offerti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, coinvolgono una fetta di pubblico. Prima abbiamo detto 200.000 visitatori nella nostra regione. Il 15% diciamo, del potenziale popolo turistico a livello mondiale. Quindi immagino che negli anni le esigenze siano cresciute, sono diventate, prima lo accennavamo, ancora più importanti e da attenzionare e da migliorare quello che in realtà poi non va, perché le strutture ricettive si devono attrezzare. Esatto, infatti il tema principale è esattamente questo, che chiaramente tantissime strutture si adeguano alle norme che ci sono in essere, però chiaramente le norme non possono prevedere tutti i tipi di disabilità. Per cui il senso di questo viaggio è proprio questo, far andare in questi luoghi insieme a degli esperti del settore europei e farci dare dei consigli sia a noi che a questi operatori siciliani affinché si vada al di là delle norme e si possa essere aperti davvero a tutti. Quindi la Sicilia per tutti è il tema, diciamo, di questo viaggio e soprattutto quello che a loro piace da impazzire è il cuore che comunque noi siciliani mettiamo in questo. Inclusività è, diciamo, il tema, il nodo cruciale poi alla fine, perché in questo modo si coinvolgono tutti e c'è la possibilità di far apprezzare e vedere un monumento anche da un altro punto di vista a chi magari è più sfortunato. E da parte vostra ci deve essere anche mostrare i luoghi
ma immagino che non solo i luoghi, servono poi anche delle persone che possano accompagnare il turista a visitare questi luoghi. Per fare questo, per esempio, noi abbiamo fatto una formazione da più di un anno del personale interno e ci stiamo appoggiando a chi ha più esperienza di noi su questo, che è Siebol, che è che è un ragazzo catanese che si è trasferito a Londra, che ha lanciato un'attività sul turismo per gli ipovedenti, quindi lui con maggiore esperienza, che conosce bene il mercato, ha fatto la formazione del personale innanzitutto nostro, e negli anni la faremo a chiunque si avvicinerà a questo mondo, perché appunto ci sono delle esigenze particolari che normalmente uno non riconosce, non vede. Con questo affiancamento, grazie a Damiano appunto di Siebol, noi stiamo crescendo anche in questo, in tutto il team. Quali sono i luoghi in cui comunque maggiormente, insomma, le richieste, dove vogliono andare? Questo lo possiamo certamente dire. Ma guardi, in linea di massima loro chiaramente chiedono i luoghi che più si conoscono, quindi Taormina, l'Etna, Palermo, Catania, Siracusa. Ieri sera siamo stati insieme a Siracusa e sono rimasti L'Etna, ad esempio. incantati. L'Etna è un pochino più complicato, no? Da fare ammirare e da fare visitare. È complicata ai nostri occhi, però in realtà loro ci hanno insegnato che comunque si può fare di tutto. Ci sono un paio di loro che sono degli accaniti sportivi, quindi ci sono tour operator che fanno windsurf, che fanno fuoristrada, che fanno canottaggio, per cui ci hanno insegnato che l'Etna si può vivere a 360 gradi anche diciamo, andando al di là di queste barriere che noi pensiamo che ci siano. La barriera è nostra ed è mentale, però si può fare tutto. Perché probabilmente non riusciamo anche a comprendere quali sono le esigenze effettive. Un bellissimo esempio che noi abbiamo imparato in questi anni sono le immersioni, no? Sia perché in carrozzina sia per gli ipovedenti, fare immersioni, perché in carrozzina stare sul fondo del mare è allo stesso livello, invece cioè è uguale come per noi stare sulla terra, perché lì, essendo meno la forza di gravità eccetera, loro si possono muovere quasi liberamente, quindi in realtà quello che può essere un limite poi superato diventa anzi una possibilità di esperienza maggiore. E questa attività che fate, diciamo, questa settimana che dedicate ai tour operator, una volta l'anno oppure in base al periodo, perché c'è il turismo invernale, c'è il turismo anche quello estivo, no? Oppure è destagionalizzato questo tipo di turismo, per dire, voglio dire, si è già arrivati a questo punto? In questo caso è destagionalizzato perché è un periodo di bassa stagione per noi e per loro, e ci dà per esempio la possibilità di spendere un'ora, un'ora e mezza in albergo a controllare la misura e l'altezza delle maniglie, degli interruttori eccetera. Loro poi tornano a casa e appunto cominciano a vendere, a proporre ai loro clienti la destinazione che per loro è diventata accessibile, prima non ne erano certi, e viene riproposto poi negli anni, ogni anno, con gli stessi operatori o con noi operatori per allargare il mercato. Un'ultima osservazione: le strutture ricettive sono pronte a questo tipo, diciamo, a modificare anche quelle che sono le loro strutture, cioè le stanze di alberghi. Questa è una delle cose più belle che noi abbiamo fatto vivere a questi ospiti, perché chiaramente, come dicevamo prima, gli albergatori, comunque i ristoratori, insomma le strutture si preparano secondo le norme, però poi effettivamente quando queste persone in carrozzina entrano nelle strutture gli fanno notare che ci sono degli accorgimenti che, pur essendo a norma, da un punto di vista poi dell'utilizzo quotidiano non vanno bene, e quindi c'è molta disponibilità sia da parte di chi ha questa esperienza di trasmettere un feedback che poi verrà comunicato appunto agli operatori per dirgli fai questo, sistema quest'altro, e da parte nostra, da parte degli operatori siciliani, c'è veramente un'apertura a sistemare tutto. Grazie a Giacomo Grippaldi, grazie a Carmelo Indelicato per quello che fanno, perché è importante dare la possibilità a chi è magari, non dico meno fortunato, disagiato, diciamo così, perché la possibilità di poter poi godere e fruire di tutto quello che si fa nella vita, nella quotidianità. È davvero una bella iniziativa la vostra, grazie per
accessibili, chiedo scusa. Grazie ancora per essere stati con noi questa mattina. Noi torniamo fra non molto, andremo a Palermo con un collegamento. Insieme a noi ci sarà Marco Gullà, parleremo della nuova segnaletica per i nostri amici felini. Fra pochissimo, a fra poco. Tornati in studio a Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo con Marco Gullà. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Siamo ovviamente a Palermo, siamo in via Settembrini. Al mio fianco c'è una consigliera comunale, Concetta Mella del Movimento 5 Stelle. Perché lo hai preannunciato tu prima della pubblicità? Perché Concetta si è resa ovviamente protagonista di un'iniziativa, promotrice di un'iniziativa abbastanza importante, significativa e soprattutto, aggiungo io, positiva. Ha praticamente lanciato un'iniziativa che riguarda un po' tutti i felini, gli amici gatti. A Palermo pensate che ci sono 763 colonie di felini e allora per rispettarli e per evitare che questi animali non siano a rischio, Concetta ha praticamente proposto l'idea di mettere su Palermo, di ovviamente posizionare su Palermo una segnaletica con scritto rispettala. Rispettala perché questi amici, che sono gli amici di tutti, vanno assolutamente rispettati. E a Palermo insomma ce ne sono davvero di tante di queste colonie. Sì, hai detto bene, a Palermo ci sono 763 colonie femminili con dei referenti conosciuti e di cui è responsabile il sindaco di Palermo, che ha la responsabilità non solo della tutela e della sicurezza degli animali liberi sul nostro territorio, ma anche della vigilanza e dell'osservanza della legge in favore della loro protezione. Perciò qualche settimana fa ho presentato un ordine del giorno sull'istituzione della segnaletica che segnali la presenza delle colonie feline sul nostro territorio per due ordini di ragioni. Innanzitutto per rendere visibile la presenza dei nostri amici animali sul territorio e in seconda battuta per rendere sicura la loro presenza. È un'iniziativa che esprime un segnale significativo sia nei riguardi di chi si prende cura degli amici animali, sia nel riconoscimento dei diritti degli animali in generale e dei gatti in particolare. Marco. Io volevo tra l'altro, sì Angelo, noi siamo in via Settembrini, sta piovendo, quindi questa è un'altra notizia per quanto riguarda insomma il nostro poi TG di pranzo, ma al di là di questo ti dico che proprio qui in via Settembrini c'è una colonia di gatti, una colonia di felini che quindi abita nei pressi. Non ve li possiamo mostrare perché in questo momento sta piovendo e quindi sono al riparo, ed è sicuramente una delle zone, delle strade di Palermo dove appunto ci sono questi felini. Poi anche in altre zone periferiche ci sono tante colonie di felini che devono assolutamente essere protette, perché purtroppo, dobbiamo assolutamente evidenziarlo, segnalarlo, spesso ci sono anche delle auto, delle moto che non rispettano assolutamente questi animali. Esatto, tra l'altro vorrei sottolineare come questa iniziativa non nasce da un principio ideologico oppure da un animalismo in senso lato, nasce anche dalla necessità di applicare la norma nazionale che li tutela. Vorrei ricordare ai nostri amici telespettatori, ascoltatori, come gli articoli 823 e 826 del codice civile attribuiscono ai sindaci di tutti i comuni la responsabilità della sicurezza dei nostri amici animali liberi sul territorio, quindi gli animali che vengono definiti volgarmente randaggi, così come la tutela e l'osservanza delle leggi che vanno in loro favore. Vorrei ricordare anche che da qualche anno, grazie ad una modifica dell'articolo 9 della nostra Costituzione, gli animali hanno assunto anche una veste diversa, non più bestioli, ma esseri senzienti, quindi anche con una capacità
cognitiva che io definisco da psicologa assimilabile all'intelligenza emotiva ed intellettiva anche di un bambino di 2 anni, così come anche una veste che va di un essere che va tutelato. Per cui accanto alla tutela dell'immenso patrimonio storico-culturale e paesaggistico del nostro territorio viene tutelata anche la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali. Per cui diciamo è un atto che nasce anche dalla necessità di dare riscontro a quelle leggi che esistono in favore degli animali e perché soprattutto vengano applicate. Ma questa segnaletica però al momento non è stata posizionata, Angelo, quindi noi ci troviamo ovviamente in questa via di Palermo dove... E Marco, quando dovrebbe entrare, diciamo, in funzione? Quando dovrebbe essere installata? E allora la palla passa nuovamente a Concetta. Allora, stante alle dichiarazioni dell'assessore al benessere animale, la segnaletica sarebbe già pronta e siccome sono passate all'incirca 2 settimane noi avremmo già dovuto vederla installare, ma oggi non ci risulta, per cui noi monitoreremo e vigileremo perché quanto prima appunto questa installazione trovino loro sede in tutte le colonie feline che si estendono, diciamo, in territori quali lo Sperone, Guarnaschelli, Sferracavallo, Barcarello, Mondello e tutti i quartieri appunto della città di Palermo. È quasi usuale vedere una gattara che ogni mattino, ogni sera appunto si fa carico amabilmente della cura e dell'alimentazione dei nostri amici animali. Avere l'installazione di una segnaletica significa rendere visibile la presenza di quegli animali e quindi anche più sicura sia agli occhi dei pedoni che non sempre sono, diciamo, si rendono conto della loro presenza, sia soprattutto, diciamo, dei nostri amici automobilisti che spesso, diciamo, non rispettano né appunto i pedoni, men che meno appunto gli animali. Marco, questo sarebbe finalmente un deterrente. Vi interrompo perché dobbiamo andare verso la chiusura. C'è un altro problema a Palermo di cui volevo accennare, che è quello del canile comunale. Ci sono stati dei problemi al canile comunale, sono stati risolti, sono in via di risoluzione, si sta facendo qualcosa, così poi chiudiamo il collegamento con Palermo. Sì, ne parlavamo poc'anzi anche con Concetta, proprio prima del collegamento, un altro tema molto importante, quello appunto del canile che in questo momento possiamo dire purtroppo sold out, è chiuso, non c'è più possibilità in questo momento di portare dei cani. Perché è successo questo e per ci sono novità? Allora, è successo proprio perché il canile di Palermo, così come gli altri canili di altre città siciliane, ma non solo, scontano 2 fenomeni. Da un lato la scarsa sensibilità dei cittadini nell'adottare animali ospitati nei canili, e quello di Palermo non è da meno, e dall'altro lato a causa del cosiddetto fenomeno dell'abbandono di ritorno. Succede molto spesso che le famiglie un po' irresponsabilmente si facciano carico di un animale, gatto o cane che sia, nello specifico di un cane, e di fronte alla prima difficoltà economica, magari a causa di un licenziamento, dell'inflazione che galoppa o di una spesa improvvisa, come dire, si sollevano dall'assunzione di una responsabilità nei rispetti di un animale che comporta, ricordiamolo sempre, anche dei costi, per cui nel limitare le spese o un esborso di denaro la prima cosa che fanno è quella di rimettere sul territorio e quindi in cattività un animale che fino a qualche giorno prima era un componente come dire, ineludibile di quella famiglia. Marco, allora ci dobbiamo fermare, grazie per questo tuo contributo da Palermo. Speriamo che la soluzione possa essere trovata intanto per il canile e poi che la segnaletica per gli amici felini possa essere quanto prima installata e quindi sia operativa. Noi ci fermiamo, grazie ancora, buona giornata. Grazie a voi. Ci fermiamo qui perché vediamo le pillole di Almanacco e poi subito dopo, come sempre, a quest'ora arriverà il momento delle stelle con Marco Amato. Oggi 5 dicembre è la giornata internazionale del volontario per lo sviluppo economico e sociale.
Il volontariato è uno degli aspetti fondamentali per il progresso dell'umanità, nel sostegno di molte organizzazioni che permettono l'accesso a servizi di cui hanno bisogno molte persone in difficoltà. Questa ricorrenza è stata istituita nel 1985 dalle Nazioni Unite per promuovere il volontariato a livello globale e per sensibilizzare l'opinione pubblica su problemi sociali e ambientali. La presenza dei volontari sta alla base delle associazioni senza scopo di lucro, al fine della creazione di un impatto positivo sulla comunità. Oggi parliamo di barche a vela. Queste imbarcazioni sfruttano il moto del vento e dell'acqua per avanzare senza necessità di motore. La vela permette di deviare e sfruttare il flusso d'aria circostante per acquistare velocità o cambiare direzione. Ciò è possibile abbassando la pressione dell'aria davanti alla vela e innalzandola dietro. Un tempo impiegate per commerci e guerre, le barche a vela rappresentano oggi sport e tempo libero a contatto con la natura. Sì, lo vedo già, Marco Amato. Buongiorno Marco, ben trovato. Tazzina floreale, non sente, adesso cerchiamo di darti un segnale anche audio. Buongiorno, non vi sento bene oggi. Vediamo un attimo di poter risolvere questo problema. La tazzina è floreale anche oggi, per quello che vedo. La tazzina è floreale ed è dorata proprio perché volevo fiori a oro per parlare sempre del mio argomento preferito, ma che quest'oggi vede protagonisti tutti i big della musica a livello italiano e anche mondiale. Ebbene, vi voglio infatti narrare di come curiosamente gli astri danno indicazione su tanti personaggi diversi, ma che hanno ottenuto dei risultati eccezionali. Il 2024 infatti è stato l'anno trionfale per Geolier. È vero, nell'ambito del rap la musica ha dei parametri un po' diversi e crea appunto i suoi campioni, le sue eccezionalità. Allora, vediamo un po', Geolier ha assolutamente superato e sbaragliato tutto con 1,2 miliardi di ascolti ai suoi pezzi, quindi complimenti a lui. Geolier e Ariete, segno di fuoco. Secondo sul podio è Sfera e Basta. Anche lui ottimi risultati, lui è un Sagittario, segno di fuoco. Ebbene, continuiamo con Lazza e Tedua. Lazza ne abbiamo parlato qualche giorno fa, è una cuspide leone vergine, quindi abbiamo anche qua l'indicazione del fuoco. L'unico pesciolino è proprio Tedua, che però detiene proprio il pianeta della musica nel suo segno per ora, che è i pesci e Nettuno appunto. E finiamo con Anna, che è tra i big come donna rapper italiana, anche lei leonessa, quindi fuoco. A trionfare invece nel mondo, quindi la più ascoltata in assoluto, è la mia cara, adorata, stimatissima Taylor Swift, ed ella è una Sagittario, anch'esso segno di fuoco. Cosa ci vogliono dire gli astri? Assolutamente il 2024 ha visto trionfare Ariete, Leone e Sagittario come dei veri e propri campioni in ambito musicale e nel rap in particolare. Ribadisco, è Nettuno il pianeta che dà l'attitudine musicale, qualunque genere sia. Nettuno si trova in pesci e quindi proprio i pesci sono fortemente depositari di questa dote, di questo trionfo per ora. Nettuno l'anno prossimo, vi ricordo, andrà in Ariete e quindi ricomincerà il ciclo zodiacale e cambierà un po' anche il panorama canoro, quindi prepariamoci ad un Sanremo veramente inusuale e sorprendente. Oggi Luna in Acquario. La Luna in Acquario oggi si scontra con Marte in Leone, è un po' nervosetta, per cui tra dubbi e certezze i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario dovranno assolutamente tenere a bada il troppo, e che a volte manifestano, proprio perché i segni di fuoco, essendo i segni carismatici dello spirito, a volte tendono ad eccedere un po'. Gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario sfrutteranno bene questa luna proprio per mettere alle strette le
persone su cui hanno dubbi, per chiarire alcune cose e soprattutto per rendersi conto di quella che è la vera amicizia nel caso dell'Acquario, dove la Luna è rotante. I Terra, Toro, Vergine e Capricorno, i Terra hanno un momento adatto proprio per concretizzare e risolvere alcuni problemi di livello pratico a cui tengono molto soprattutto Toro e Vergine. Il Capricorno invece si avvale di prospettive decisamente più ambiziose e sta anche meglio grazie anche alla presenza ancora ultima di Venere, che tra qualche giorno salterà in Acquario. Per ultimi Cancro, Scorpione, Pesci, Acqua. Con questa luna di oggi si accende la fantasia, assolutamente fanno fronte a tutta una serie di questioni, soprattutto il Cancro in famiglia, lo Scorpione in amore e i Pesci sempre al lavoro, perché anche hanno Saturno nel loro segno zodiacale, che oggi ne sentono di tutti i colori, ma sceglieranno di essere molto diplomatici. E detto questo, viva la musica, viva i segni di fuoco, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buona giornata anche a te, ci ritroviamo domani per chiudere la settimana e per darci le anticipazioni del weekend. Torniamo da Marco Carli, stavolta la rassegna stampa con i temi sportivi, calcistici in particolare, vedo la Gazzetta. Esattamente, piccola pillola di sport nella nostra rassegna stampa, 2 temi, il mercato che si avvicina, quello di riparazione almeno, e poi il tema del campo. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport con il titolo principale sulla Juventus, colpo d'ala, i soldi per Conceição, l'ala che sta facendo molto bene nel campionato italiano, deciso il riscatto del portoghese, la clausola sarà pagata entro Natale. Ma la notizia più importante, anche più bella, è quella che vi facciamo vedere qua in taglio basso, quanto affetto per Edo, stiamo parlando di Bove, la storia ormai è arcinota. Ieri c'è stata la partita della Fiorentina, la Fiorentina che ha perso in Coppa Italia i rigori con l'Empoli, ma il ricordo, lo stimolo dei tifosi e soprattutto per quello che è successo nella partita con l'Inter di sabato e il problema per Bove, che rischia purtroppo di dover impiantare un defibrillatore e non poter più giocare in Italia perché le regole in questo caso non lo permetterebbero. Grazie Marco, come sempre noi chiudiamo in musica, era il 5 dicembre del 1981 e Heather Parisi ci regalava le sue cicale. Con questo noi ci fermiamo, l'appuntamento è a domani.